La consapevolezza retta o Samma Sati dovrebbe essere nella mente di tutti coloro che desiderano liberarsi dalla sofferenza. E cioè che la giusta consapevolezza dovrebbe essere mantenuta nella mente prima di ogni altra cosa. Ora esaminiamo come mantenere la giusta coscienza nella mente secondo il Mahasatipatthana Sutra. Questo ha 4 sistemi. Allora, quali sono questi 4 metodi? Il primo è esaminare correttamente il corpo. Si chiama Kaya-Kayanupassana. Il secondo metodo è sperimentare il piacere, il dolore e il piacere moderato con la giusta consapevolezza. Secondo tutte le sensazioni fisiche e mentali. Si chiama Vedana-Anupassana. La terza cosa è essere consapevoli ed esplorare come funzionano la mente e i pensieri. Si chiama Citta-Anupassana. La quarta cosa è essere consapevoli della realtà del mondo. Si chiama Dhammanupassana. Quindi, secondo questi metodi, dovrebbe essere mantenuta una corretta consapevolezza. Se agisci con la retta coscienza mentale e una chiara comprensione, capirai la vera realtà del mondo.